Salute tifoso Napolitanos! Oggi riportiamo notizie esclusive direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha condiviso i suoi pensieri dopo l'emozionante vittoria per 2-0 sullo Sporting Braga in Champions League. Prima di immergerci nei dettagli, esorto tutti i tifosi a mostrare il vostro sostegno, lasciare i vostri mi piace e iscrivervi per non perdere nessun aggiornamento del Napoli. Il tuo supporto è vitale per noi. Walter Mazzarri non nasconde la sua soddisfazione. Sono contento perché non abbiamo preso gol, anche se l'avversario ha fatto delle mosse pericolose. Questa entusiasmante vittoria ci ha assicurato il passaggio agli ottavi. Ma l'allenatore riconosce che c'è margine di miglioramento. Il tecnico sottolinea la continua necessità di lavorare. Stiamo giocando a calcio. Abbiamo commesso degli errori che correggeremo. Sono felice che abbiamo chiuso tutti gli spazi e mostrato miglioramenti, ma ci sono ancora degli aspetti da aggiustare. Mazzarri sottolinea l'importanza di imparare dagli errori e di continuare ad evolversi. Mazzarri riconosce che la squadra ha meritato un po' di fortuna negli episodi, rammaricandosi di alcune evidenti occasioni da rete sprecate. Sottolinea che alcune di queste occasioni sono state più facili da segnare rispetto ai gol che abbiamo segnato. Insomma, il Napoli è sulla strada giusta, ma la ricerca dell'eccellenza continua. Vogliamo sentire l'opinione appassionata dei tifosi sulla prestazione della squadra. Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi le tue aspettative per le prossime partite e, naturalmente, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per notizie più esclusive sul Napoli. Forza Napoli sempre!